c'è il professor Paolo Cubitta dell'Università di Padova. Beh, intanto grazie. Allora, quello che emerge dalle cose che ho sentito è un quadro problematico e urgente. Allora, di fronte a una situazione di questo tipo, secondo me serve un approccio plug and play, si mette lo spinotto, funziona, con delle logiche di azione poi modulari, perché non tutte le cose si possono fare subito se vogliamo farle bene. Vi propongo 3 cose, plug and play. La prima è cambiare l'alfabeto. D'ora in poi potremmo parlare di experience industry, non più di turismo, ma di experience industry. Perché parlare di experience industry? Perché la rappresentazione dell'industria delle esperienze ha il vantaggio di rappresentare anche graficamente l'integrazione di tutti gli attori che operano nel sistema turistico, privati e pubblici, facendo emergere delle relazioni che con i codici Ateco e continuando a parlare dei singoli comparti non emergono. Il secondo aspetto è che rappresentando i vari comparti come il sistema delle esperienze si possono anche agevolare, ovvero aiutare le persone a immaginare la propria professionalità in segmenti diversi del sistema delle esperienze. Prima cosa, un alfabeto nuovo, la parola chiave Experience Industries. Il secondo aspetto da fare subito è narrare, fare lo storytelling di quello che succede in questa, nell'Experience Industries. La narrazione della varietà e dell'integrazione per le imprese, sono stati anche fatti con Manager Italia degli studi in questi casi, narrare i modelli di crescita e di integrazione delle imprese a proprietà familiare, non continuare a dire che sono un problema, che magari è anche vero. Io penso che se fossi un imprenditore familiare nell'industria delle esperienze vorrei modelli a cui ispirarmi, da imitare, bisogna farlo. E nobilitare il lavoro è stato già citato, narrando i lavori del cameriere, della cameriera, di tutti i lavori, non solo quelli alti, ma di tutte, diciamo, di tutte le posizioni, affinché le persone giovani si possano ispirare. Ultimo aspetto. L'industria delle esperienze è soggetta a stagionalità. La stagionalità è come la demografia, non si può cambiare. Noi però possiamo destagionalizzare alcuni lavori, esattamente come vi dicevo prima. Stagionalizzo i lavori favorendo lo spostamento da un settore all'altro, mentre per i lavoratori stagionali ho politiche di employer branding che aiutino le persone che vogliono lavorare 3 mesi a lavorare 3 mesi. E le persone che vogliono lavorare 12 mesi a lavorare 12 mesi. I giovani così arriveranno, possiamo anche inchiodare a questo territorio tutti quelli che passano per le nostre università.